A Nuoro una settantenne è rimasta immobilizzata per 11 ore nel bagno di casa e nessuno se ne è accorto fino al mattino. Un altro segnale doloroso della solitudine che colpisce troppi anziani. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Iscriviti e lascia un like al video. Aiutami a fare in modo che storie come questa non passino inosservate. Insieme possiamo dare voce a chi non ce l'ha. Tutto è successo ieri a Nuoro, nello stesso palazzo dove pochi giorni fa un anziano era stato ritrovato morto, ormai in decomposizione, sempre in via Brusco-Onnis. Questa volta la donna è caduta nel bagno alle 23 e non è più riuscita a muoversi. È rimasta lì, da sola, fino alle 10 del mattino. L'allarme è scattato solo quando un vicino, insospettito dal silenzio, ha provato a contattarla senza risposta. Ma com'è possibile che in pieno centro di Nuoro una persona resti bloccata per ore senza che nessuno se ne accorga? I vigili del fuoco sono intervenuti forzando la porta e la settantenne è stata soccorsa e portata a San Francesco. E la sera, sempre a Nuoro, un'altra emergenza. Un uomo portato in ospedale dopo aver riportato ustioni gravi nel rogo del suo appartamento. E non era la prima volta. La stessa donna ad ottobre era già stata soccorsa dopo un'altra caduta. Aveva perso oltre 20 kg, viveva sola, in condizioni già note ma mai davvero monitorate. Questi episodi non sono casi isolati, sono campanelli d'allarme di una Nuoro che sta cambiando, dove gli anziani vivono sempre più soli e spesso invisibili. Un problema sociale che non possiamo più ignorare. Se ti stanno a cuore gli anziani soli di Nuoro e dell'isola, iscriviti e metti un like. Aiutiamo a far emergere questi problemi. Cosa ne pensi di casi come questo? Infine ti ringrazio per la tua presenza in questo video, ti mando un abbraccio virtuale e stammi bene. Alla prossima.